In due parole, il fotovoltaico è la trasformazione dell'energia che arriva dal sole in energia elettrica, quindi è energia pulita e basti pensare a quanto è il costo dell'energia adesso, andando sul sito del GME si vede quant'è. Oggi era circa il prezzo in acquisto per domani parliamo di circa 226 centesimi, che è assurdo se pensiamo che qualche mese fa eravamo a 5 centesimi, anche meno. Parlare di fotovoltaico oggi è un tema molto, molto caldo, anche perché il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che dal 2020 al 2030 ci sia un incremento di almeno 70 gigawatt di potenza installata di impianti da fonti rinnovabili. Di questi 70 gigawatt la parte principale dovrebbe venire proprio dal fotovoltaico, che si prevedono 50 gigawatt da qua al 2030. Purtroppo le previsioni, che quindi sarebbero di circa 7 gigawatt di potenza installata all'anno, siamo ben lontani dal raggiungimento di quell'obiettivo, perché nel 2020 complessivamente sono stati installati 0,8 gigawatt al posto dei 7 che dovrebbero essere stati installati, quindi siamo molto lontani. La diffusione del fotovoltaico diciamo che è partita nel 2005-2006, in quella data più o meno c'era un 0,1 gigawatt di potenza installata, poi c'è stato un fortissimo input grazie ai conti energia, i 5 conti energia che si sono susseguiti dal 2007 al 2013, diciamo grosso modo, che hanno consentito l'installazione in quel periodo di circa 19 gigawatt di potenza installata. Da quel periodo c'è stata un po' una battuta di arresto, perché ad oggi di fotovoltaico abbiamo complessivamente in Italia un 21-22 gigawatt e si dovrebbe arrivare a 70 gigawatt nel 2030, quindi è un passo estremamente importante. Non è semplicissimo installare un impianto fotovoltaico, perché ci sono appunto delle problematiche di carattere autorizzativo e delle problematiche di carattere di allaccio, quindi l'iter per arrivare ad avere un impianto fotovoltaico funzionante non è dei più semplici. Si auspica che ci siano delle semplificazioni e che ci siano degli incentivi, perché dal 2007 al 2013 ci sono stati dei fortissimi incentivi, poi si sono sospesi, l'anno scorso sono ripresi e adesso siamo in attesa che esca il cosiddetto FER 2, che è il decreto, il settimo, chiamiamolo, conto energia. L'altro aspetto da tenere in grossa considerazione è che bisogna, quando si va a studiare o a fare degli studi di fattibilità o a proporre un impianto fotovoltaico, bisogna studiare quelle che sono le effettive esigenze del sito dove lo si vuole andare ad installare. Che si parli di un condominio o quindi di una residenza privata, che si parli di un sito industriale, quindi bisogna analizzare bene i consumi e la tipologia dei consumi di questo sito per proporre una soluzione che minimizzi il tempo di ritorno dell'investimento e quindi che sia fatta ad hoc per quella realtà. Adesso ci sono anche degli sviluppi normativi, ci sono le comunità energetiche, dove praticamente un sito industriale che ha grande spazio ma magari non ha tanta richiesta di energia può mettere a disposizione per i siti industriali vicini l'energia in più che produce e che magari non utilizza. Quindi adesso si può lavorare molto meglio e andare a studiare veramente delle soluzioni ad hoc, anche non solo per una singola realtà industriale ma per un distretto di realtà industriale, così ottimizzando la produzione e il consumo. Un pannello fotovoltaico i primi 5 anni e mezzo lavora per ripagare l'energia spesa per produrlo, sostanzialmente. Però un pannello, adesso i produttori fanno pannelli che assicurano che in 25 anni la resa del pannello non scenderà sotto l'80%, e che vuol dire che se i primi 5-6 anni il pannello restituisce l'energia utilizzata per produrlo, nei successivi 18 anni, 19 anni produce energia pulita.